Allora, Salvatore Architravo, eccolo, buongiorno. Se aprite, Salvatore, pronto? Salvatore, tu sei stato, tu tieni 25 anni, già sei stato. Sto nonno che sta correndo, sta facendo un footing là. Allora, quanti ne hai? 28? Quanti ne hai? 37. E allora, alzati con la tua bellezza. Eccoci qua. Niente meno che il nonno Mario Trevi sta facendo le flessioni, le addominali, arriva lui e si siede. Ma chi lo nonno son chi? Ma io non ho dubbi, pensa quanti nonni c'ho qua io. Allora, no, come stai? Tutto bene. Tu sei molto emozionato, no? Emozionatissimo, perché innanzitutto devo ringraziarti pubblicamente pure per questo. Avere uno spazio qui vicino a te è un'emozione unica. Io non credo che tu debba ringraziare me, io credo che tu debba incazzarti con gli altri che non lo fanno, perché Mario Trevi è la storia della canzone napoletana. Ma cioè non è che devi ringraziare me, tu devi andare a incazzarti con le altre radio, con gli altri media che non fanno quello che facciamo noi, scusami. Ma quelli io ti voglio bene, tu mi stai ringraziando, ma per me è una lacuna loro. Per molti artisti uno si avesse una cazzata, però vabbè. Oggi è l'anniversario della scomparsa di Giulietta Sacco, tra parentesi. Non lo sapevo, l'avevo dimenticato, Giulietta nostra. Questo docufilm che lanciamo oggi? Sì, ufficialmente oggi. È stato un regalo che mi ha fatto nonno, perché nonno difficilmente si racconta. Anzi, le pagine social forse ci stanno per mi far contenta a me, non tanto per... ho voluto ricordare questa carriera di 65 anni, 25 milioni di dischi venduti, audizioni di Piedigrotta, Festival di Napoli, che è una parte di storia della canzone napoletana che non sempre si ricorda, purtroppo. Si parte sempre dagli anni 70 in poi. Sì. Quindi questo ventennio dove però nonno negli anni 70 era più attivo che mai. Certamente perché... c'è stato un rinnovo d'immagine anche per, come dire, per esigenze discografiche di mercato. Vabbè, ma per stare sul pezzo come anche oggi è cambiato il mercato, è cambiato il gusto, è cambiato il modo di cantare. Volendo... Era la RCA di Roma, non correggere il nonno che non permettere. Stavamo registrando la RCA. Non lo pensà, ma questi giovani devono stare a posto loro. Voglio sottolineare bene, non mi sono mai appiccicato con un indietro. La casa discografica era la Royal. Allora, Palomba Alfieri, confermi, Mario? Sì, certamente. No, non è Palomba Alfieri questo. Non è Palomba Alfieri. Salvatore Palomba, Edoardo Alfieri. Quale? Ma parlane te? Sì. Ragazzi, stamattina faccio litigare nonno Mario Trevi col nipote. Momento storico, ragazzi. No. È via che poi è Luna Rossa. Ma parlane te, non è Alfieri. Ma parlane te è Palomba Bian. Gesù. Sentite, io non voglio. Vedi bene. Non voglio entrare tra nipote e nonno. Non fare errori, capisci? No, ma tu hai capito quando sto cadendo mi sto scordando pure che si Mario Trevi. Se come lo faccio suggerire posso scegliere io o scegliere tu? Che vuoi mettere? Io mettere o tesoro. O tesoro, che ragazzi me la richiedono sempre, o tesoro. Una bella canzone. Con questo pezzo tu hai vinto il Festival di Napoli di Canale 21. Che anno era? 81. Allora rientriamo con Angela io, diciamo pure gli autori che sono sempre maltrattati. Ecco, allora quindi rientriamo con un minuto di O Tesoro. Ma dai, devi tornare, non facciamo passare altri 13 anni. Ringraziamo anche il pubblico che continuamente dimostra ancora affetto dopo tanti anni. Io ringrazio sempre il pubblico, perché ricordati una cosa, che senza il pubblico l'artista non si può fare. Se tu vai a teatro e ci sono solamente le sedie vuote, non puoi fare lo spettacolo. Dunque, per cui se c'è il pubblico c'è l'artista, se non c'è il pubblico non c'è l'artista. E io ho preferito far parlare nonno, perché poi canzone una, se va a cercare su YouTube, così come su YouTube o su Amazon Prime trovate questo docufilm. Indifferentemente Mario Trevi. Grazie. Mi fa molto piacere. E grazie a te per avermi quando ci vediamo invitato. Fra 6-7 mesi, va bene, a poi disposizione. Appena vuole, non facciamo passare, perché posso fare pure più puntate in cui e lui racconta tutte queste cose meravigliose. Va bene.
Un bacio. E non correggere più nonno, non ti permettere. Chiamano Pacco in Perché o nonno, pure si sbaglia e dice che avrà ragione. Comunque, papà, te e Palomba via.